Ha riscontrato notevole interesse per i presenti che intanto hanno accolto l'invito alla presentazione del libro di Vincenzo Pio D'Anna, svoltosi presso l'Hotel della Valle di Agrigento domenica scorsa. Il tema trattato dall'autore è la disabilità a modo mio, che rappresenta un racconto di quello che è la mia vita e il rapporto che ho costruito nel corso degli anni con la disabilità, come afferma lo stesso scrittore. Io ho scritto questo libro perché voglio essere francamente di ispirazione a tutti quei ragazzi disabili, non perché ci sono molti ragazzi che ancora non hanno ben capito come prendere per mano la propria vita. Per cui io voglio insegnare loro che la vita è degna di essere vissuta qualsiasi sia la posizione di partenza, perché appunto non è una carrozzina a definirsi, ma è quello che c'è sopra nel mio caso. Dunque, per quanto riguarda i miei modelli sono facilmente identificabili in due persone per quanto riguarda quelle famose e due persone per quanto riguarda i non famosi. Inizio da quelle famose, che sono due dei campioni a livello paralimpico, come Beppe Grillo e Alex Zanardi, che hanno avuto la forza di rimettersi in gioco e di superare le carte in un contesto a loro totalmente sfavorevole all'inizio, e invece poi hanno stanno portando di fronte al mondo l'orgoglio italiano. Per cui un messaggio che rivolgo al CONI nel caso in cui dovesse arrivare questa intervista, di questa presentazione, è quello di ampliare il parco degli sport a disposizione delle persone in carrozzina, perché è l'ordine da atleta, quindi da persona in prima linea, perché ritengo che nel mio caso, facendo tennis, io abbia una valvola di sfogo che è imparagonabile, nel senso perché ritengo che lo sport possa e debba essere il primo gradino attraverso il quale noi possiamo pian piano debellare lo stigma sociale che ogni tanto permea la nostra